c'è stato l'intervento di Matteo Salvini, di Luca Zaia, tutti presenti, c'è entusiasmo, siamo pronti per la corsa. Anche se mancano ancora il candidato presidente e la data delle elezioni, i leghisti del Veneto scaldano i motori in vista del voto autunnale e sono in parecchi ad aspirare ad un posto nelle liste del partito. 158 le richieste di candidatura presentate al direttivo regionale del partito riunito a Noventa Padovana. Ci sono gli uscenti, ci sono giovani, ci sono alti profili, quindi c'è da poter scegliere in maniera veramente esaustiva, cioè per coprire qualsiasi esigenza. Quindi anche questo è un segnale di ottimismo che ci fa ben sperare. Naturalmente sarà compito del direttivo comporre le liste, poi là il lavoro diventerà più duro perché bisognerà fare delle scelte. Ad arringare i suoi il segretario federale Salvini, che in videocollegamento ha ribadito la volontà di esprimere il candidato presidente in quella partita tra le forze di centrodestra che sta da mesi alimentando tensioni con Fratelli d'Italia, che da primo partito pretende la guida del Veneto, o, come si è vociferato negli ultimi giorni, se non il governatore, tutti gli assessorati di peso, pretendendo poi, nel risico delle pedine sulle regioni del nord, la guida della Lombardia. A mio avviso, comunque sia, il tentativo è sempre di candidare l'elemento migliore per poter vincere. Quindi non credo ci sia una consecuzio, nel senso il Veneto resta alla Lega e quindi la Lombardia andrà a Fratelli d'Italia. Certo, Fratelli d'Italia si siederà al tavolo della trattativa anche in Lombardia per avere, come è giusto che sia, pretendere magari un suo candidato, e credo che il lavoro di tessitura porterà a un candidato condiviso. E al direttivo si è fatto il punto sulla campagna elettorale, sulle proposte ricevute in questi mesi da cittadini e categorie, e si è parlato anche della questione lista Zaia, variabile che secondo i sondaggisti è in grado di spostare e non di poco gli equilibri. Una lista che lo stesso Salvini, parlando della forza dirompente della Lega in Veneto, ha definito un valore aggiunto da proporre agli alleati. Questo sarà oggetto di trattativa, ancora non sapremo il candidato e le liste come si svolgeranno, sarà ancora la trattativa a livello nazionale, darà i confini di tutta la corsa. Noi nel frattempo ci prepariamo per le varie eventualità.